Buongiorno in diretta con Focus TG, secondo suicidio in 36 ore nel carcere Due Palazzi di Padova. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani e da Cristian Roque Allende per la parte tecnica. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sono due le rose che le associazioni di volontari del carcere, ma anche gli agenti di polizia penitenziaria e chi opera all'interno del carcere Due Palazzi di Padova ha posto proprio sulla cancellata quest'oggi. Io sono con Attilio Favaro, che è presidente di OCV, l'associazione più importante di volontari che operano in carcere. Lo dicevi, questa mattina un risveglio terribile con la notizia del secondo detenuto che si è tolto la vita nel giro di 36 ore dopo la terribile notizia di mercoledì mattina. Si è tolto la vita un uomo di 73 anni, un boss dell''ndrangheta che era qui nell'ala di massima sicurezza, di alta sicurezza, che è stata chiusa e che stanno tra virgolette svuotando con lo spostamento di 22 persone. Questa mattina un detenuto che era nella zona comune del carcere, un ragazzo giovane, abbastanza giovane, pare addirittura un papà, per ora non è filtrato di più dal carcere. E voi avete saputo a inizio settimana, Attilio Favaro, dello spostamento dei detenuti di alta sicurezza con cui da decenni, si può dire, lavorate, avete dei laboratori, una notizia sconvolgente. Questa è la seconda mazzata. Già mercoledì mattina sotto la pioggia battente eravate qui, siete tornati qui, continuerete a far sentire la vostra voce? Su questo non c'è dubbio, perché d'altra parte quella voce che noi possiamo dare perché queste cose non avvengano dietro le quinte, nella separatezza, che è la cosa più velenosa nel rapporto tra società e carcere. Ecco, che cosa avete saputo di quanto è accaduto in queste ore all'interno del carcere? Che idea vi siete fatto? Non era un detenuto di quelli che doveva essere trasferiti, cosa potrebbe essere accaduto? È difficile, ovviamente la vita del detenuto è sempre una lotta per la sopravvivenza quotidiana, no? Quindi la gran parte dei detenuti poi sono difficilmente avvicinabili perché c'è un cambiamento in atto nella qualità delle persone che entrano in carcere. Sempre più entrano in carcere persone che più che veri criminali sono dei disperati, quindi persone che avevano grossi problemi di carattere sociale, a volte anche psichico, medico, eccetera, che in carcere l'isolamento del carcere aggrava ulteriormente la loro situazione. Quindi è una sfida anche per noi riuscire a cercare di avvicinare queste persone che sono le più difficili, perché le persone, che sono più avvicinabili sono quelle di cui si dice che si sanno fare la galera, no? Sanno farsi la galera, cioè hanno di fronte a volte pene molto lunghe e quindi si organizzano per poter passare il tempo. Queste persone che magari hanno pene anche più brevi, ma personalità molto più fragili, è più difficile coinvolgere nello studio, nel lavoro, spesso anche nei colloqui. Ecco, la risorsa che noi abbiamo per questo tipo di persone è per esempio la distribuzione di vestiario, che può consentire di agganciarli in qualche maniera. Ecco, su questa situazione che sta davvero esplodendo del carcere Due Palazzi di Padova c'è un'interrogazione presentata dal vicepresidente Andrea Michalizzi alla Regione, c'è un'interrogazione presentata al Parlamento dall'onorevole Scarpa. Qui c'è il garante dei detenuti, a quello che avete saputo come volontari, che è a colloquio con la direttrice del Due Palazzi. Sì, ho sentito che io non l'ho visto, ho visto il garante del Comune di Padova che è presente in carcere e mi è stato riferito nel momento in cui ho visto la direttrice che con lei c'è il garante nazionale dei diritti dei detenuti. Sì. Ecco, come associazioni hanno scritto anche al Ministro Nordio, al Sottosegretario Stellari, è una vicenda che noi continueremo ovviamente a seguire. Io ringrazio Attilio Favaro, direi che per ora è tutto da Padova, la linea te la restituisco, direttore. Grazie molte, grazie alla nostra inviata Chiara Gaiani. Vi daremo altri aggiornamenti ovviamente nei telegiornali di questa sera. C'è stato sempre a Padova un accoltellamento in via Foscolo a ridosso della stazione. Il questore ha firmato una serie di DASPO a carico della sedicenne denunciata e di due amiche presenti durante la lite.
La lista dei provvedimenti è lunga e ha raggiunto non solo la sedicenne nata in Moldavia accusata dell'accoltellamento, ma anche altre 2 amiche che hanno assistito alla scena. Sono le 17 di mercoledì quando in via Ugo Foscolo la lite, forse per motivi di gelosia tra 2 giovanissime, finisce nel sangue. Ad avere la peggio una ventenne che viene ferita con un cutter ad un orecchio e a una mano e sarà poi curata in pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni. I passanti chiedono aiuto e sul posto arriva una pattuglia della polizia locale che soccorre la ferita e ferma e denuncia la sedicenne per lesioni e porto abusivo di coltello. Gli accertamenti a questo punto proseguono. La sedicenne è già ben conosciuta, per lei scattano un daspo Willy di 3 anni, un daspo sportivo fuori contesto della durata di 5 e il divieto di uso del trasporto pubblico per 1 anno. Le indagini permettono di identificare anche altre 2 giovanissime. Una ventenne che vive in provincia, che aveva aggredito una minorenne alla Periscio di Arsego lo scorso aprile, viene raggiunta da un daspo fuori contesto di 5 anni. Stesso provvedimento per una sedicenne di origine marocchina che faceva parte della banda di ragazze che nell'ottobre scorso avevano malmenato e rapinato una coetanea a Piove di Sacco. E intorno proprio alla zona della stazione ci sono dei controlli in corso da parte dei carabinieri. Beccato durante i controlli dei carabinieri in zona rossa, ha tentato di nascondere la droga provando a digerire alcune dosi di eroina. I militari avevano notato il pusher mentre si aggirava in via Ugo Foscolo vicino alla stazione, cercando di evitare i controlli. L'uomo, un 35enne nigeriano, però è stato bloccato mentre stava raggiungendo Corso del Popolo. Dopo essere stato avvicinato ha cercato di opporre resistenza, reagendo con violenza e aggredendo i carabinieri. Durante la colluttazione lo straniero ha anche cercato di ingerire l'involucro con alcune dosi di eroina che aveva in tasca, ma è stato bloccato. La droga recuperata e sequestrata, così come i soldi che aveva in tasca, sicuramente provento di spaccio. Il nigeriano è stato poi arrestato. Durante i controlli in stazione in zona rossa, i carabinieri hanno anche sorpreso 2 nordafricani mentre cercavano di scassinare una centralina elettrica in via Cairoli. I 2 sono stati denunciati. Servizio di Valentina Visentin. Il 19 febbraio scadrà la zona rossa nella stazione di Padova. Il sindaco Sergio Giordani non cambia idea, lui è sempre rimane contrario, è sempre stato contrario e rimane contrario. Mi piace la zona rossa, ma lo sapete tutti, ma per carità, loro quest'ora è perfetto, fanno quello che dicono il governo, mi pare che me lo sono contestato all'inizio, anche adesso. Anche perché sono forze dell'ordine che abbiamo spostato da una parte all'altra, però non diciamo che Padova è una città sicura, non sarà eccezionale per carità, però avere così anche le forze dell'ordine stesse ogni tanto capita, purtroppo dico, cerchiamo di agire sul sociale, sulla prevenzione. Non arretra e non cambia idea, resta ferma la posizione del sindaco di Padova Sergio Giordani, che non ha mai fatto mistero della sua contrarietà alla zona rossa, che considera un'etichetta per l'area della stazione. Casi come quello accaduto in via Foscolo restano isolati, la città deve puntare su attività sociali e di integrazione, non sulla repressione. Mancano i patronati, mancano altre cose, bisogna investire sui giovani, costa, non è facile, è molto difficile, però insomma, alla fine sono convinto che questa è la strada, poi c'è sempre qualche problema. Allora, vediamo, c'è stata una fuga di monossido di carbonio a Isola della Scala, nel Veronese, all'interno di una abitazione. È successo alle 21 di ieri sera e 6 persone sono rimaste intossicate. È stato ovviamente pronto l'intervento dei vigili del fuoco, sono arrivate le ambulanze e non si hanno notizie sulle condizioni delle persone che sono rimaste coinvolte. Andiamo a Venezia. Dopo l'aggressione con coltello a 2 anziane turiste americane, i veneziani si sentono sempre meno sicuri e c'è chi dice che di sera non uscirà più. Di sera non giro più, cerco di girare solo di giorno, non è più come una volta Venezia. Venezia non è più la città di una volta. Diciamo che una volta era più sicura, adesso meno. Certo, sì, questo sì.
non mi sento più sicura come una volta. Non posso più andare a mangiare la pizza con le amiche di sera, questo sì. La zona più interessata è sempre vicino a Rialto, è proprio la zona lì dove ci sono delle volte delle cose molto spiacevoli. Poi anche il coinvolgimento di queste pickpocket, no? Le classiche pickpocket, ne hanno non solo i turisti ma soprattutto anche persone anziane, soprattutto sì. Si sentono sempre meno sicuri i veneziani, soprattutto gli anziani, anche alla luce dei recenti episodi in città. L'ultimo, l'aggressione a 2 turiste americane che sono solite trascorrere a Venezia i mesi invernali. È successo martedì sera. Le 2 donne sono scese alla fermata del vaporetto di San Stae e si sono dirette verso la loro abitazione in zona Ca' Pesaro. Ma mentre camminavano si sono rese conto che un uomo le stava seguendo. A quel punto hanno affrettato il passo, ma lui le ha raggiunte iniziando a parlare in inglese. Quando le vittime sono arrivate nel palazzo, riuscendo a entrare nell'atrio, l'uomo le ha spintonate per entrare con loro e ha tirato fuori il coltello intimando di consegnare il denaro che avevano. A quel punto le donne hanno svuotato le borse, ma a lui non bastava. Terrorizzate si sono messe a urlare così forte che i vicini le hanno sentite e sono accorsi mettendo in fuga l'aggressore, un uomo che hanno descritto come alto, grosso, con i capelli neri e la barba scura. Le donne hanno sporto denuncia, ma ora in zona c'è timore che possa tornare. Servizio di Ilaria Marchiori, restiamo a Venezia perché il senatore Andrea Martella, che è segretario regionale del Partito Democratico, si candida a sindaco di Venezia, sta tenendo una conferenza stampa. Sentiamo. Perfetto. C'è qualche domanda o passiamo alle interviste singole? Va bene, magari diamoci un po' di turno in modo che non siate in 30 tutti insieme. Voi avete domande che poi ci liberiamo per le televisioni? A proposito della squadra, no, ve lo chiedo a proposito della squadra di governo, cioè, si era parlato tempo fa del fatto che probabilmente verranno già indicati diciamo, delle persone che potranno avere un ruolo all'interno di quella di governo. Questo si farà, immagino. Beh sì, adesso non è il momento ancora per farlo perché siamo all'avvio, ma certo che noi mettiamo insieme forze politiche, esperienze, ma vogliamo, come ho detto, parlare alla città e quindi ci sarà il momento in cui verranno anche queste proposte, insomma, nel corso della campagna elettorale che è ancora lunga, non sappiamo ancora la data del voto, quindi noi siamo partiti con largo anticipo proprio per parlare con la città, innanzitutto per far capire il nostro progetto e la nostra squadra. Ecco, una cosa voglio dirla, non c'entra con la squadra, però noi partiamo dal programma, diciamo, che i partiti della coalizione, i singoli partiti hanno realizzato nel corso di questi anni, ognuno con il proprio dibattito interno, e ci confronteremo con la città, però voglio dire che ci potremmo avvalere anche di contributi preziosi, ne ho già parlato con loro ovviamente, come quello di Nicola Pellicani con il suo Ripensare la città e con le 100 idee per Venezia, e come quello di Alessio Vianello con i suoi Futuri per Venezia, materiali preziosi che io penso possono arricchire questa nostra progettualità e questo nostro programma con idee precise. Poi vi voglio dire anche rispetto alla coalizione che, visto che avete scritto più volte delle altre forze politiche, io ho una grande considerazione dell'esperienza di Terra e Acqua di Marco Gasparinetti, e con lui spero che si possa trovare una convergenza programmatica, e mi auguro che ci sia, anche perché ha lavorato nel corso di questi anni dall'opposizione, poi nella buona stagione, e quindi mi auguro che ci siano le condizioni perché possa far parte di questa alleanza come è giusto. Partiamo dalla politica internazionale, se volete.
referendum non attiene alla nostra campagna amministrativa, è un appuntamento decisivo, importante. Io che ho seguito anche molto nell'attività parlamentare nel corso di questi anni, di questi mesi, e ci saranno anche delle iniziative che faremo su questo, come un tema fondamentale per la nostra democrazia. Avremo tempo di affrontarlo, di discutere. Diciamo che non rientra né nel progetto né nel programma che adesso affrontiamo parlando della futura amministrazione che noi speriamo di poter avere insieme al consenso dei cittadini, prima con il consenso dei cittadini. Sarà un mese di incontro, di confronto. Stanno facendo. Abbiamo un calendario che si sta definendo, noi vorremmo andare in tutta la città, incontrare a livello territoriale, ma avere degli incontri specifici là dove ci sono i problemi, che riguardano particolari realtà del nostro territorio. Ma li affronteremo tutti, dal tema della sicurezza alle questioni ambientali, alle questioni che riguardano il sociale, il volontariato. Allora così Andrea Martella nell'incontro con i giornalisti in cui ha annunciato, ha confermato la sua candidatura a sindaco di Venezia alle prossime amministrative, e appunto avete sentito, ha citato la sicurezza, e di sicurezza dovrà occuparsi molto il nuovo sindaco, perché avete visto cosa è successo a Vigonovo, dove un 21enne ha aggredito l'avventore di un bar procurandogli gravi ferite. Si tratta di un ragazzo con problemi che resta ricoverato in psichiatria, potrebbe essere probabile un TSO. Qui siamo in provincia di Venezia, a Vigonovo. Sentiamo. Nessun fermo, almeno per ora, ma potrebbe scattare un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, per Thomas, il 21enne di Vigonovo, autore del violento pestaggio al bar Canova. Il giovane resta ricoverato in psichiatria a Dolo dopo una nuova crisi, durante la quale ha ferito lievemente al volto un carabiniere intervenuto con una pattuglia allertata dai residenti. 2 giorni prima aveva massacrato senza motivo apparente, ma in preda ad un raptus per l'uso prolungato di sostanze stupefacenti, Ivan Panizzolo, 53 anni, colpendolo con un piede di porco e causandogli ferite giudicate gravi con 25 giorni di prognosi. Un'escalation di violenza che ha sconvolto il paese. La nonna dell'aggressore chiede scusa pubblicamente alla comunità e alla vittima. Le sue parole: mi conoscono nel paese, io ringrazio tutti quelli del paese, mi scuso con il paese, sono dispiaciuta, ma non sono queste le parole che posso definire, perché non ci sono veramente scuse su questo. Se mio nipote ha fatto questo, pagherà. E vediamo l'allarme dei furti non solo nelle abitazioni ma anche nelle scuole. Dopo appunto i furti nelle case e nei negozi, ora anche questo nuovo fronte: a sparire questa volta medicinali e materiale facilmente rivendibile. I ladri in azione in 2 scuole di Lanzago di Silea, già prese di mira 2 giorni fa. Noi siamo preoccupati perché se adesso parte questo tipo di meccanismo un po' con tutti i plessi, il problema non riguarderà solo Silea ma riguarderà un po' tutti gli istituti, quindi bisogna, come dire, essere veramente in allerta, perché c'è una situazione di questo tipo adesso, in questo momento. Questo potrebbe essere il nuovo fronte dei ladri, non solo abitazioni private, negozi, ma anche chiese, centri sportivi e per disabili, ora pure gli istituti scolastici. L'allarme da Lanzago di Silea ha colpito 2 volte in 2 giorni, con un furto andato a segno e uno tentato nella scuola dell'infanzia Montessori e alla primaria Tiepolo, collegate da questo lungo corridoio interno. Nel primo caso il ladro o i ladri, al momento non è ancora chiaro quante persone abbiano agito, è entrato dalla finestra scorrevole sul retro, lontano dalla strada, lontano da occhi indiscreti. Hanno rubato sostanzialmente una dose di adrenalina che era contenuta
nell'armadietto dei farmaci salvavita per gli alunni, lasciandoli gli altri farmaci, quindi hanno fatto una scelta precisa e hanno rubato poi 3 casse audio e una cassa grande, quindi tutto materiale dedicato alla didattica. A quel punto ha tentato di introdursi nella vicina scuola elementare senza riuscirci, disturbato dal sistema d'allarme entrato in funzione. 2 notti dopo, altro colpo. Sono rientrati dalla Montessori e attraverso il corridoio interno hanno avuto accesso alla scuola Tiepolo, dove hanno tentato di rubare gli iPad, che però non erano all'interno delle loro scatole, che erano vuote. Sistemi d'allarme inferriate sembrano non bastare a mettere in sicurezza le scuole. Come non siamo in sicurezza nelle nostre case, nonostante i Rangers e nonostante gli allarmi che abbiamo, voi comprendete che un edificio scolastico che rimane chiuso più o meno dalle 7 di sera fino alle 7 del mattino a 12 ore di totale, assenza di personale in servizio. Sui 2 episodi indagano i carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere in zona che possano aver ripreso i responsabili. Non è da escludere che si possa trattare della stessa persona entrata nuovamente in azione per portare a termine il colpo non completato la prima volta. Secondo la dirigente scolastica non si tratterebbe di ladri professionisti. Il timore è proprio questo, perché sono rientrati esattamente dalla stessa finestra, quindi era evidente che c'era forse un lavoro da concludere. Effettivamente è difficile che un ladro professionista selezioni un farmaco come l'adrenalina, ecco. Quindi probabilmente stiamo parlando di persone, io presumo ragazzi comunque, un po' anche per altri precedenti che ci sono stati qui sul territorio negli anni passati, che hanno bisogno di sostanze. E qui si apre un nuovo scenario, quello delle tossicodipendenze tra i giovanissimi, anche sul territorio di Silea. I problemi riguardano ragazzi più grandi, ragazzi che sono comunque stati minorenni, che adesso sono diventati maggiorenni e che comunque sono attualmente liberi, sì, sul territorio. Il problema è un problema legato alle tossicodipendenze. Di certo è una cosa che inquieta, dispiace anche. E tanti derubati, tanti traumi anche tra i ragazzi. Vediamo un titolo del giornale di Vicenza: mia figlia di 14 anni a casa con i ladri, ora non vuole più stare da sola. Il drammatico racconto della mamma e la paura della ragazzina che si è trovata con 2 scassinatori fuori dal poggiolo della loro casa a Schio. Adesso andiamo a Castelgomberto, perché poco prima dell'alba c'è stata una forte scossa di terremoto che ha fatto tremare le valli del Chiampo e dell'Agno, un boato e molta gente anche per strada. Andiamo da Luisa Bertini e Simone Squarcina per la parte tecnica. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno anche al nostro ospite Davide Dorantani, sindaco di Castelgomberto, perché stamattina intorno alle 5:40 è stata avvertita questa scossa di terremoto di magnitudo 2.5, il cui epicentro è proprio al confine tra i comuni di Trissino e Castelgomberto. Oggi il tam tam sui social ovviamente che questa scossa è stata avvertita tra Chiampo, Trissino, Castelgomberto, ma addirittura anche a Montecchio o anche a Altavilla. Per fortuna insomma niente da rilevare in termini di danni, sindaco. Sì, è stata avvertita appunto più o meno verso -20 alle 6. Non abbiamo rilevato danni. Io mi sono messo in contatto con la protezione civile e le forze dell'ordine per capire se c'era stato diramato qualche tipo di avviso, ma anche loro al momento non sono stati attivati. Tutto sommato la scossa è stata anche leggera, perché siamo al limite della percezione per l'essere umano. Non sono arrivate comunicazioni di danni o alle persone o alle cose, per cui insomma d'altra parte è una situazione che possiamo aspettarci saltuariamente. Sappiamo che sono imprevedibili, però ci troviamo comunque in una zona che ha un rischio sismico anche se non elevatissimo, e perciò insomma diciamo niente di così grave. Certo è stata percepita dalle persone anche se non da tutti.
E infatti è stata percepita, diciamo, durante il sonno, molti non hanno avuto la percezione che si trattasse di un terremoto immediatamente. Anche a lei è successo questo? Sì, anche a me è successo questo, in effetti io questa notte mi sono svegliato, però subito non ho capito, non sono riuscito a cogliere che si trattasse di un terremoto, tanto che poi mi sono riaddormentato e mi sono reso conto che era stato un terremoto questa mattina, leggendo appunto i social di chi invece aveva percepito la scossa in maniera abbastanza chiara. Ecco, io ringrazio il sindaco e vi facciamo sentire insieme tutte le testimonianze che abbiamo raccolto qui dal territorio, poi la linea può tornare allo studio. Lei l'ha sentita stanotte la scossa di terremoto? No, sinceramente no, però appena mi sono alzata mio figlio mi ha detto: hai sentito la scossa? Sono stato in palestra fino adesso, in piscina, e tutti parlavano del terremoto. Diversi clienti hanno riportato questa notizia che si è udito appunto questo terremoto. Un boato che ha fatto paura? Ma può essere. Lei l'ha sentita? No, io no, fortunatamente. Lei l'ha sentita ma non ha capito immediatamente? Subito no, poi vedendo Facebook, internet, compagnia lì, sembrava un camion che partiva, qualcosa che faceva rumore partendo così. Poi ho sentito che invece c'è stata la scossa. Un attimo, ecco, un niente di grave penso. Un po' allertato, perché oggi si allerta un po' le persone, comunque dai. Un allagamento in una scuola, l'Istituto Superiore Newton Pertini di Campo San Piero, e la protesta degli studenti. Ieri mattina all'uscita da scuola abbiamo trovato l'intero parcheggio allagato e gli studenti per uscire da scuola hanno dovuto arrampicarsi su questi cancelli per non bagnarsi, infangarsi, e questo è stato, diciamo, il culmine di una serie di richieste che da anni che vengono fatte. Scene come questa sono quelle registrate sul piazzale dell'Istituto Superiore Newton Pertini di Campo San Piero. Il violento acquazzone di mezzogiorno lo aveva trasformato in un lago, ma non è la prima volta, e per questo gli studenti hanno deciso di astenersi dalle lezioni. Oggi più di 1 migliaio di ragazzi del Newton Pertini hanno deciso di seguire questo esempio, questa richiesta che oltretutto non è nata da noi rappresentanti, sono stati gli stessi studenti che, dopo che sono circolati i video di loro stessi che andavano sui cancelli, hanno scelto di stamattina venire qua la prima ora. È stata una protesta totalmente pacifica e questo è stato un grande atto di responsabilità e maturità dei nostri ragazzi. Noi avevamo deciso oggi di astenerci dalle prime ore insieme a tutti gli studenti per far vedere che a queste istituzioni che effettivamente non è più il caso di trascurarci. Un problema come questo, idrico, che è stato creato dal comune, a cui il comune dice che non può risolvere perché mancano dei fondi, è inammissibile a nostro parere. Noi non possiamo venire a scuola e trovarci scene degne delle più grandi commedie di gente che per attraversare un parcheggio si arrampica sulle staccionate, sulle gradinate. Ecco, è impossibile. Un problema ben conosciuto, ammette la sindaca di Campo San Piero, Katia Maccarrone, che precisa: il parcheggio era in ordine fino a tarda mattinata. A ridosso di mezzogiorno l'acqua ha iniziato a non defluire più in maniera corretta e quindi purtroppo non c'è stato il tempo, pur avendo chiamato Protezione Civile per togliere l'acqua dal parcheggio, non c'era il tempo materiale perché era già quasi l'orario di uscita dei ragazzi. Ci sarebbe già anche la soluzione per il problema, la canaletta Tentori. Noi abbiamo un progetto pronto, però è un progetto molto costoso, sono 700.000 euro. Abbiamo chiesto contributi più volte, l'ultimo che è stato chiesto al Ministero nell'ambito di un bando che riguarda un po' tutti i comuni, dovevano uscire le risposte a novembre e siamo ancora qui che le attendiamo. In attesa di risposte sui fondi, gli studenti daranno vita a tavoli tecnici, ma non vogliono fermarsi. Il Veneto rischia di rimpicciolirsi perché tanti comuni, come è già successo, vorrebbero passare ad altre regioni. È successo col Trentino Alto Adige, adesso c'è anche la questione del Veneto orientale con diversi comuni come Porto Buffolè che vogliono il referendum. Andiamo in diretta da Christian Arboit e Simone Merlo. A te, Christian.
Buongiorno direttore, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo a Porto Buffolè, in piazza Vittorio Emanuele. Quella che vedete alle mie spalle è Porta Friuli. Da lì si accede alla provincia di Pordenone, i territori e i comuni di Bruniera e Prata di Pordenone, e si guarda sempre di più oltre quella porta, perché ormai le disparità di trattamento sono tante, decisamente troppe. Per questo, dopo la prima ondata referendaria, quella di 20 anni fa, ci si appresta a vivere molto probabilmente una seconda ondata referendaria, una seconda ondata secessionista, con tanti comuni che vogliono attivare l'articolo 132 della Costituzione, la disposizione che consente alle amministrazioni comunali di cambiare regione. Qui con me c'è il sindaco di Porto Buffolè, lo saluto e lo ringrazio, Andrea Susana, che parla di una provocazione utile e necessaria. È davvero così? Buongiorno anche a tutti i vostri telespettatori, buongiorno direttore. Sì, è una provocazione perché noi siamo veneti e vorremmo che il Veneto rimanesse Veneto, quindi non andare sotto il Friuli, però i cittadini veneti non sono agevolati come i friulani. Parliamo della casa, parliamo dei dipendenti, parliamo di varie cose. Siamo cittadini di serie B. Quindi noi vorremmo che questo famoso referendum che è stato fatto nel 2017 sull'autonomia sia portato avanti dal governo. Quindi un referendum secessionista dei comuni potrebbe essere una provocazione utile nei confronti dello Stato per portare avanti la madre di tutte le battaglie, quella per l'autonomia vera. L'autonomia differenziata, come si diceva, per avere pari opportunità, perché i cittadini sono tutti uguali, come dicevo prima. Non è possibile che in Friuli la benzina costi meno, non è possibile che l'assicurazione costi meno, non è possibile che i cittadini, se fanno su una casa in Friuli, hanno delle agevolazioni che non pagano neanche l'asilo o le varie cose che fanno. Non è possibile che le aziende nella storia si sono spostate dal Veneto al Friuli perché hanno delle agevolazioni, hanno dei contributi a fondo perduto, cioè hanno una serie di vantaggi in più rispetto al Veneto. Facciamo fatica a tenerli qua. E ora i nodi stanno venendo al pettine in un momento di particolari criticità, fragilità. In particolare, mi diceva il sindaco, proprio le case, i giovani vanno al di là del confine, dove gli affitti, le case costano meno. Assolutamente sì, i prezzi sinceramente sono alti e un giovane non so come possa comprarsi una casa, come possa farlo in Veneto senza agevolazioni. Noi nella storia abbiamo cercato in più modi di creare delle aree. In questo momento proprio abbiamo un bando aperto con un'area di 13.000 metri quadri per darla ai giovani a dei prezzi agevolati, ma ahimè più o meno verrà fuori dai 55-60 euro al metro quadro. La volontà nostra sarebbe quasi di, prendetela con le pinze, di regalarla ai giovani purché vengono ad abitare a Porto Buffolè, creare una famiglia, eccetera, eccetera, però farei un danno erariale. Quindi sono costretto a tenere il prezzo minimo che ho dell'IMU del comune di Porto Buffolè, quindi intorno ai 55-57 euro al metro quadro. Quella è la soglia minima, massima che posso vendere questi appezzamenti. Altro tema, i dipendenti comunali. Anche qui si sta registrando una fuga senza precedenti, perché al di là del confine vengono pagati mediamente 150-200 euro in più, se non di più. Assolutamente sì, c'è un turnover molto grande nei nostri comuni di confine soprattutto. La fatica nostra è: facciamo i concorsi, li prepariamo, una volta che sono preparati purtroppo ci scappano dall'altra parte. Ahimè, li capisco, perché i 200 euro in più al mese, con cifre che non è che una volta il lavoro pubblico era ambito da tutti quanti perché si prendeva 2 soldi in più magari del lavoro privato, in questo momento paga più il lavoro privato e quindi sinceramente si fa fatica anche a trovare personale nei settori pubblici. Insomma, i nodi stanno venendo al pettine. Sindaco, mi accompagni verso Porta Friuli e mi dica, siete pronti a varcare quella porta? Speriamo di non essere costretti, quindi ci credo nell'autonomia. Faccio un appello a Calderoli, al nostro governo, che chiuda questo pacchetto e cominci a darci delle materie che ci hanno promesso. Altrimenti la via è tracciata. Assolutamente sì.
Sindaco Andrea Susana, grazie davvero, insomma il messaggio è forte e chiaro. Tra l'altro questa sera sentirete anche altri sindaci della zona, abbiamo sentito Diego Zanchetta per Gagliarina, Arnaldo Pitton per Meduna di Livenza, che era stato tra i primi promotori della prima ondata referendaria nel 2006-2007, pronto a rispolverare il vecchio cavallo di battaglia. Insomma qualcosa sta succedendo qui nella Marca Orientale, per il momento è tutto. Direttore con Simone Merlo da Piazza Vittorio Emanuele, da Porto Buffolè, da Porta Friuli, ti restituisco la linea. Grazie molto a Christian Arboit. Parleremo di questa fuga, per ora soltanto un proposito di molti comuni verso il Friuli Venezia Giulia, ne parleremo stasera ovviamente a Focus. E tra i comuni che sono così appetiti dal Trentino Alto Adige c'è anche Cortina d'Ampezzo. Molti cortinesi dicono sarebbero passare dall'altra parte ci garantirebbe di così proteggere anche la nostra lingua ladina, le nostre tradizioni, e chissà che non ci sia un referendum anche nella perla delle Dolomiti, dove è iniziato il countdown per le Olimpiadi invernali. E nel frattempo, mentre stanno arrivando gli atleti, le delegazioni delle squadre sportive di tutto il mondo nel villaggio olimpico, la Fondazione Milano Cortina è senza liquidità di cassa e a meno di 9 giorni dall'avvio delle Olimpiadi scatta l'allarme rosso. A Cortina in Cadore gli albergatori sono in allerta per il marcato introito della seconda tranche della prenotazione degli alloggi durante i giochi. Se ci sono degli accordi vanno rispettati. C'è una preoccupazione e speriamo che, come è stato promesso, a febbraio questi pagamenti avvengano. Confcommercio si schiera dalla parte degli albergatori di Cortina e del Cadore che non hanno ancora ricevuto la seconda tranche delle prenotazioni degli alloggi per i Giochi Olimpici invernali. Debitore è la Fondazione Milano Cortina, che lo scorso 7 gennaio avrebbe dovuto saldare il 50% del totale pattuito dopo il versamento della prima tranche a maggio dell'anno scorso. Poi più nulla e i mugugni si sono trasformati in preoccupazione reale. Il pagamento poi in questi momenti è più che mai necessario perché ci sono dei costi. Le Olimpiadi sono una grande opportunità, ma portano anche dei costi per le nostre attività ricettive, quindi i pagamenti dovrebbero essere puntuali. Dietro ai ritardi, problemi di liquidità. Lo ha rivelato nell'edizione del 28 gennaio il Fatto Quotidiano, segnalando la richiesta avanzata e concessa dalla Regione Lombardia di un prestito a titolo gratuito alla Fondazione Milano Cortina di 5 milioni di euro per consentire interventi e attività future funzionali allo svolgimento dell'Olimpiade sul territorio lombardo. E non era la prima volta. Lo scorso 23 gennaio Fondazione Milano Cortina si è scusata con gli albergatori bellunesi, spiegando che il ritardo è stato causato dall'enorme complessità operativa e finanziaria dei giochi, ma che attualmente è in fase di risoluzione e che il pagamento avverrà non oltre il 6 febbraio, cioè il giorno della cerimonia di apertura. Al momento si ignora se medesima richiesta di prestito sia stata presentata anche alla Regione Veneto. Servizio di Tiziana Bolognani. C'è sconcerto e indignazione per l'episodio che ha visto un bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve perché senza il biglietto da 10 euro che è stato previsto per salire sui pullman della linea Cortina-Calalzo, trasformata in metropolitana di superficie in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. La nonna, avvocata a Padova, ha presentato denuncia per abbandono di minore. Insomma, questo bambino non aveva il biglietto giusto, aveva quello da 2 euro e non quello da 10 euro che è stato programmato è stato preparato per le Olimpiadi di Cortina, e l'autista lo ha lasciato per strada e ha dovuto fare 11 km, 6 km a piedi per andare da Vodo di Cadore fino alla sua casa di San Vito. Sentiamo.
Nel pieno dell'inverno, sotto una nevicata, un bambino di 11 anni viene lasciato solo alla fermata di un pullman, non per mancanza di sicurezza, ma per un biglietto da 10 euro. È accaduto in Cadore, tra San Vito, dove il bambino frequenta la scuola media Calvi, e Vodo di Cadore, dove abita. 6 chilometri fra una fermata e l'altra della linea Cortina-Calalzo, trasformata in metropolitana di superficie in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. Prezzo del biglietto per tratta, 10 euro contro i 2,50 euro del biglietto ordinario. Per il piccolo doveva essere un normale ritorno a casa dopo il rientro pomeridiano a scuola, come ci racconta la nonna, l'avvocata Chiara Balbinotto del Foro di Padova. Quando c'è bisogno rientra con i mezzi pubblici, non è un'abitudine, per cui non ha un abbonamento, ma usa, la mamma gli ha comprato un carnet di biglietti, dei carnet di biglietti che lui usa quando servono. Il servizio è fatto da Dolomiti Bus, lui aspetta la corriera con altri bambini, quella delle 4 non passa, arriva la corriera successiva, quella delle 16:40. C'erano altre 2 compagne che però, utilizzando invece il servizio tutti i giorni, avevano l'abbonamento. Lui dà il biglietto all'autista e l'autista gli chiede testualmente: hai 10 euro in contanti da darmi? Lui dice no, non sapeva che il biglietto costava di più e quindi dice vabbè, allora non puoi stare, devi scendere, devi tornare a casa a piedi. A quel punto erano già le 16:40, praticamente buio, temperatura esterna sotto lo zero. Il piccolo, costretto a scendere con i suoi 2 zaini, si è incamminato verso casa. Ci ha messo 1 ora e mezza, è arrivato congelato, abbiamo anche un certificato medico di ipotermia. E questo è quello che è successo. Appresi i particolari dello sconcertante episodio, la mamma del bambino con la nonna avvocata hanno presentato denuncia querela alla procura di Belluno, ipotizzando il reato di abbandono di minore. Nelle scorse ore il servizio clienti di Dolomiti Bus ha contattato l'avvocata Balbinotte riferendo di essere costernato per l'episodio, assicurando l'avvio di un'indagine interna. È veramente una cosa allucinante. Nel caso di specie il problema non erano i 10 euro, erano che lui non lo sapeva, non aveva i 10 euro in contanti, ammesso che fosse lecito chiedere 10 euro in contanti, perché certo. questo ho i miei dubbi, ma aveva comunque degli altri biglietti che gli potevano essere presi, non bastava spiegarsi, voglio dire, no? Certo. Non costringerlo a scendere. Inutile dire che la notizia pubblicata dal Gazzettino e ripresa da tutte le testate locali e nazionali ha suscitato lo sdegno della comunità e dei piani alti della politica. Alleanza Verdi e Sinistra, con la deputata Elisabetta Piccolotti, ha presentato un'interrogazione al ministro Valditara perché le politiche legate alle Olimpiadi non possono ricadere in nessun modo sulla sicurezza delle persone e dei più piccoli. Il consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi ha chiesto una verifica a Dolomiti Bus. Spiegazioni urgenti vengono richieste allo stesso Bortoluzzi da Giovani e Futuro, al di là delle considerazioni etiche sulla richiesta Tucur di 10 euro a tratta, approvata, è bene ricordarlo, all'unanimità nel corso di una riunione dell'ente di governo. Servizio di Tiziana Bolognani, vediamo la pagina degli incidenti stradali. C'è stato un intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto questa mattina per un sinistro con una persona che è rimasta incastrata. L'episodio alle 8:50 in via Sansovino ha coinvolto il conducente di un furgone uscito autonomamente di strada. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente, finito contro la recinzione di un'abitazione e per la messa in sicurezza del mezzo. L'uomo è stato affidato alle cure del SUEM 118, sul luogo anche la polizia locale di Vittorio Veneto per la gestione del traffico e i rilievi del caso. E avevano raggiunto in auto il cuore della città di Padova con una gallina sotto il sedile. Sono stati fermati dalla polizia 3 cittadini tunisini. C'è un autorosso sul listone in piena isola pedonale Venite. Sono state numerose le telefonate arrivate alla centrale operativa della polizia intorno a mezzogiorno ieri. Subito è scattato il piano previsto in questi casi con pattuglie delle volanti e della Digos arrivate nel cuore del centro storico della città di Padova, che hanno fermato il veicolo già individuato dagli agenti della polizia locale. A bordo c'erano 3 tunisini tra i 25 e i 35 anni, 2 richiedenti asilo, un terzo irregolare che vi è
viaggiavano senza patente su un'auto noleggiata a Torino. Durante la perquisizione, sotto il sedile anteriore sinistro, gli agenti hanno trovato una gallina viva con le zampe legate, oltre a un coltello e a un bancomat che era stato rubato. Denunciati anche per maltrattamento di animali per 2 tunisini. Il questore di Padova ha attivato il collocamento immediato al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo e San Gervasio a Potenza. Per il terzo tunisino richiedente asilo sono scattati 2 avvisi orali e il foglio di via da Padova per 4 anni. Il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, testimonial di una campagna social per un negozio di abbigliamento del centro della città e infuriano le polemiche. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Nicola Finco. E di dove sei, Nicola? Sono di Bassano del Grappa dal 1983. E di cosa ti occupi? Faccio il sindaco di una delle più belle città d'Italia. Fa discutere a Bassano la scelta del sindaco Nicola Finco di prestarsi come modello per una campagna social di un negozio di abbigliamento del centro. In fascia tricolore e anche completo bianco, il primo cittadino compare in un video promozionale su Facebook. Un'iniziativa che divide, perché Finco non è solo il primo cittadino dell'8ª città della regione, ma è anche uno degli uomini rappresentativi della Lega in Veneto. Perché? Finco risponde. Diciamo che c'è tanta voglia di fare polemica. Mi è stata chiesta da una delle poche attività artigianali rimaste in centro storico di valorizzare questa realtà facendo delle fotografie e utilizzando un elemento che caratterizzasse il mio ruolo da sindaco, e quindi mi sono prestato facendo delle foto tenendo in mano la fascia da sindaco, però ovviamente senza creare diciamo nessun tipo di mancanza di rispetto nei confronti di questo importante simbolo. È ovvio che a qualcuno ovviamente la cosa non è andata bene, ma come capita spesso all'interno di questa città c'è sempre la volontà di fare polemica, ma se questo dovesse essere un principio, io domani mattina non potrei più andare in nessuna attività commerciale del territorio che fa un anniversario piuttosto una nuova apertura indossando la fascia. La replica del leader dell'opposizione PD, Roberto Campagnolo, è secca. Ci sono 2 ordini di problemi. Il primo, l'utilizzo della fascia tricolore. La legge è chiara da questo punto di vista, la fascia tricolore si può utilizzare soltanto in appuntamenti istituzionali, quindi bisognerebbe avere da sindaco rispetto per quello che è l'emblema della rappresentazione dell'essere il primo cittadino di una città. Allora, questa era la polemica del sindaco di Bassano Nicola Finco. Andiamo a sentire il candidato sindaco di Venezia per il centro-sinistra Andrea Martella con Ilaria Marchiori. Oggi invece è arrivata l'ufficializzazione. Allora, innanzitutto un termine che lei ha utilizzato è stato quello "lo faccio per responsabilità". Responsabilità perché, senatore? No, non lo faccio con responsabilità, sento una grande responsabilità e quindi affronto questa sfida con umiltà, con il rispetto per la complessità di questa città e anche con la determinazione, assieme a tutti gli alleati, le forze politiche che mi sostengono, che si possa iniziare una nuova storia e che Venezia possa essere all'altezza di quello che è stato. Nel corso di questi anni c'è stata un'amministrazione, come ho cercato di dire, che ha registrato molti fallimenti e noi vogliamo cambiare rispetto a quello che c'è stato fino a qui. Ecco, tra questi fallimenti, i primi che le vengono in mente e su cui qualora diventasse sindaco di Venezia interverrebbe nell'immediato, quali sono? Beh, innanzitutto bisogna non solo fare nuove politiche ma anche introdurre un nuovo metodo. Il metodo sarà quello dell'ascolto, della partecipazione, del confronto con i cittadini, rifondando le municipalità e assegnando alle municipalità risorse e poteri nuovi. E poi penso ad alcune emergenze che non sono state affrontate in maniera incisiva, innanzitutto la sicurezza, poca propaganda, tanta propaganda ma pochi risultati, e la casa. Noi viviamo a Venezia una sorta di spopolamento, la gente se ne va e quindi la sicurezza, le politiche per la casa e il costo della vita per i veneziani, per i mestrini saranno le vere emergenze che noi dovremo affrontare. Un'altra piaga è quella del turismo. Lei poco fa ha detto che non le sembra che le azioni messe in campo siano state alla fine poi così efficaci. Parliamo ovviamente in primis del contributo d'accesso.
Sì, ho detto che il turismo deve diventare un'industria intelligente, non impattante sulla città e sui cittadini, e quindi bisogna renderlo sostenibile, mitigarne appunto l'impatto e fare in modo che non sia l'unica economia della nostra città. E ho anche detto che il contributo d'accesso non mi pare abbia dato risultati, non ha dato risultati in termini di regolamentazione dei flussi turistici, in termini di strategie complessive che riguardano il turismo, e che invece noi lo faremo in un confronto con la città, con le università, con tutte le istituzioni, per individuare delle forme più incisive anche per questo fenomeno così importante ma anche così delicato nella vita dei cittadini. Allora, la campagna elettorale, possiamo dire, entra ora nel vivo, manca il candidato di... Allora torniamo un attimo, che siamo ancora in diretta. Chi sarà, dopodiché si inizierà effettivamente ad entrare nel vivo. Lei è pronto? Sì, noi siamo pronti e entriamo nel vivo indipendentemente dal candidato di centrodestra che sceglieranno nei loro tavoli romani, ma noi ci siamo già. Con oggi inizia la nostra attività in tutta la città, fatta di incontri. Avremo un mese di febbraio in cui incontreremo associazioni, comitati, il mondo del volontariato, le realtà territoriali, tutti quelli che nel corso di questi anni non hanno avuto quel confronto necessario su tanti temi della nostra città. Lo faremo con le forze economiche e sociali, e da questo ascolto ne trarremo anche una condivisione per un programma che poi presenteremo molto articolato con tutte le questioni fondamentali che riguardano il futuro di Venezia. Allora, questo era Andrea Martella, candidato sindaco alle prossime amministrative di Venezia per il centro-sinistra, con Ilaria Marchiori e il nostro operatore Sandro Ponchio. In regia oggi ci sono Tony Esposito ed Edoardo Paris. Andiamo avanti a parlare di sindaci, ma stavolta con una storia che ricorda un romanzo di Guareschi, la storia di Don Camillo e Peppone, ricordate a Brescello. Qui invece siamo a San Giorgio in Bosco, dove c'è uno scontro tra sindaco e parroco. Vediamo. Lo stabilimento Acquavera in via Valsugana a San Giorgio in Bosco è pronto a raddoppiare con un ampliamento di altri 17.000 metri quadrati. È questo il progetto che tanto sta facendo discutere in paese, dividendo cittadini favorevoli e contrari. Tensioni tra sindaco e opposizione, ma anche con il parroco della parrocchia di Sant'Anna Morosina che, seppur indirettamente, si è espresso contro l'iniziativa in una sua recente omelia. Il sindaco scrive al vescovo per zittire il parroco e inoltre manda anche lettere a noi consiglieri per intimidire, ma qui la realtà non è chi parla, ma quello che il sindaco non vuole vedere. 5.000 cittadini si sono già espressi con le loro firme per dire basta, e il nostro territorio in questi anni ha già dato tanto, troppo, ed è ora di dire basta alla svendita del suolo e dell'acqua per il profitto. Non solo una raccolta firme, il 4 febbraio è in programma anche un evento in sala consiliare per ribadire il loro no al progetto, ma il sindaco ci tiene a precisare. Ai consiglieri di opposizione, dopo aver visto nella cassetta della mia posta, come in quella di tutti i cittadini di San Giorgio in Bosco, un volantino di cui si fa anche dileggio del sottoscritto e del gruppo di maggioranza, ho chiesto solo se riconoscono la paternità di quanto è stato scritto nel volantino. Quanto al confronto con Don Giuseppe Tonin, risponde così. Io non sto zittendo assolutamente il do, anzi ho chiesto soltanto che in chiesa si parla della parola del Signore, in consiglio pastorale si parlerà dell'ampliamento dello stabilimento del gruppo San Pellegrino. Adesso sentite che strana e inquietante vicenda abbiamo raccontato ieri sera a Focus. Un SMS. Ciao Luigi, potresti prestarmi 1.050 euro? Devo pagare urgentemente il dentista e ho problemi con la carta. Te li restituisco stasera. È un messaggio che è arrivato da Alberto Ferri. Alberto Ferri che è qui ospite e che io ovviamente aspettavo da quando l'ho invitato l'altro giorno.
Per cui a prima vista ho detto deve avere dei grossi problemi Alberto Ferri e ho pensato adesso vedo un po' cosa eventualmente posso fare. Pensate che questo messaggio, poi ho parlato con il regista Francisco Ceron che è uno tecnologicamente molto più ferrato di me e gli ho detto ma ti sembra possibile? E mi ha detto guarda questo è sicuramente uno spam, un phishing, non so. Beh, Alberto Ferri è qui e mi diceva, avvocato, che questo stesso messaggio in cui lei mi chiede 1.050 euro per il dentista è arrivato a 3.000 persone che sono sulla sua rubrica. È così? Sì, sì. Spaventoso. Oggi pomeriggio mettiamola sul ridere, ma non c'è tanto da ridere perché le persone deboli, le persone amiche si sono seriamente preoccupate di questo messaggio amichevole che è arrivato e io me ne sono accorto perché alle 2:30 di oggi pomeriggio un amico mi ha suonato il campanello dell'ufficio e si è presentato con 1.000 euro in contanti dicendo ho pensato di portarteli visto che abito vicino senza doverti fare il bonifico e io veramente sono stupito dicendo di che e mi ha fatto vedere il messaggio, mi ha fatto vedere che mi aveva risposto al messaggio ma il mio cellulare non li riceveva. Già. Dalle 2:30 alle 6:30 di sera telefonate a tutt'andare, tutte persone che mi chiedevano se avevo problemi, cos'era successo. Qualcuno, questo è l'aspetto divertente, ha fatto il bonifico. Per fortuna ha fatto il bonifico sul mio vero conto corrente ed era un cliente che doveva darmi dei soldi, quindi la cosa è andata a finire bene. Ma la persona, il truffatore che chiedeva a tutti i miei amici, parenti, a tutti, date questi 1.050 euro, si chiama Omar Cappellini, ha una carta di credito con IBAN italiano, fatta però sulla carta N26, Omar Cappellini, sei stato denunciato per sostituzione di persona, ingresso abusivo in un sistema informatico e tentata truffa da parte di tutte le persone che hanno ricevuto questo messaggio. Mi hanno spiegato che in qualche maniera sono riusciti a impossessarsi del mio account WhatsApp e sono partiti a nastro con questi messaggi. Il sistema adesso mi ha fatto disinstallare il programma, verrà resettato tutto, potrò riutilizzarlo, ma in qualche maniera spaventoso. Questi cellulari che sembrano tanto sicuri hanno colpito anche me e soprattutto la mia conoscenza. Allora questo era l'avvocato Ferri, davvero bisogna stare molto attenti perché io stavo per cascarci perché mi ha detto ci vediamo, te li ridò stasera e io lo aspettavo proprio ieri sera e quindi ho pensato che fosse un messaggio attendibile anche se piuttosto strano e quindi bisogna fare molta attenzione. Vediamo il gioco d'azzardo che è sempre più diffuso da nord a sud d'Italia e a tutte le età. Nel 2024 sono stati spesi 157 miliardi di euro, cifra pari al 7% del prodotto interno lordo. Non fa differenza il territorio bassanese, i cui dati sono stati esposti in un convegno. Sentiamo. Il gioco d'azzardo in tutte le sue forme, dal gratta e vinci alle slot fino alle scommesse e alle piattaforme online, si può considerare ormai un buco nero che assorbe ogni anno enormi risorse degli italiani. Solo in Veneto si spendono 9 miliardi all'anno, quasi quanto la spesa sanitaria della regione, ovvero quasi il 10% del reddito lordo. Ma oltre il 15%, 1,5 miliardi, va perso definitivamente. Non fa differenza il Bassanese, ovvero il distretto 1 dell'ULSS 7, dove vanno a finire nella azzardo quasi 300 milioni, di cui quasi 47 non tornano indietro. C'è ancora un aumento del gioco d'azzardo, preoccupa molto il gioco online, che praticamente preoccupa sul tema delle giovani generazioni, ma preoccupa soprattutto la continua apertura dell'offerta. Anche quest'anno un gratta e vinci in più e chiaramente la richiesta che si farà dopo alla politica nazionale sarà quella di assolutamente porre dei limiti. In questo paese si vendono oltre 4.000
100 gratta e vinci al minuto, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, a tutto beneficio peraltro dei rivenditori che per ogni tagliando venduto hanno un agio dell'8% netto. Il bassanese ha dati leggermente migliori di provincia e regione, ma occorre continuare a lavorare. Associare la parola gioco a questo fenomeno non dà sempre la prospettiva corretta. Azzardo, ecco, chiamiamolo col vero nome, è peraltro anche un veicolo di riciclaggio di soldi sporchi per le mafie, quindi è proprio un fenomeno, un comparto da ripensare e non da vietare ma da regolamentare, perché se non va bene vietare non va bene neanche l'anarchia di Stato, così com'è. Al gioco d'azzardo si avvicinano anche i minorenni, nonostante il divieto, e per tutte le età vale un invito. Sappiano che la matematica lo dice in maniera importante, sono tutti soldi persi. Sono tutti soldi persi, buttati via. Allora andiamo in pubblicità con i nostri registi Tony Esposito e Edoardo Paris. State con noi, torniamo subito. Di nuovo in diretta con Focus TG, andiamo a Bassano del Grappa dove il presidente della regione Alberto Stefani ha inaugurato l'ospedale di comunità. Inaugurato il nuovo ospedale di comunità al San Bassiano, 24 posti letto, come il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco e il presidente della regione Veneto Alberto Stefani. Chiedo subito al sindaco l'importanza della presenza di una struttura simile in un territorio così vasto e il fatto anche che proprio si riescono a unire le due anime dell'UL7. Sì, è un presidio fondamentale, anche perché insomma ricordiamoci, un tempo c'erano le lungodegenze, adesso ci sono gli ospedali di comunità, quindi vanno soprattutto a sostenere le famiglie quando hanno situazioni particolari con fragilità nel periodo post-operatorio oppure post-acuzie, quindi una possibilità di alleggerire la famiglia da un lato e dall'altro ovviamente assistere il paziente in una fase molto delicata, quindi un intervento importante da parte della regione che oggi si sviluppa su Bassano ma è già stato pianificato anche in altre aree della nostra ULSA, quindi ad Asiago ma anche a Sant'Orso. Sapendo come l'invecchiamento della popolazione ormai è un dato di fatto anche a Bassano. Ma certamente i numeri sono numeri impressionanti non solamente nel nostro Veneto ma in tutta Italia e infatti una programmazione attenta della regione ci permette proprio di andare incontro a quelle che saranno le fragilità nel prossimo futuro, quindi con interventi concreti a sostegno delle fasce più deboli. Presidente, lei in tante occasioni ha ribadito l'importanza del legame stretto tra sanità, territorio e regione. È assolutamente fondamentale e l'ospedale di comunità, così come le case di comunità, vanno in questa direzione. Già dalla prossima settimana istituiremo proprio in regione una task force per le case di comunità, per gli ospedali di comunità, monitorare settimanalmente lo stato di avanzamento, aggiustare quello che c'è da aggiustare, renderle operative. Sono assolutamente fondamentali perché rappresenteranno lo strumento per ridurre gli accessi impropri nei pronto soccorso e soprattutto per permettere alla sanità di essere sempre più territoriale, sempre più vicino ai cittadini e soprattutto che deve essere conosciuto ai cittadini. Oggi le case di comunità sono ancora lontane, non conosciute dai cittadini. Faremo un grande lavoro di promozione perché queste case le stiamo realizzando, le vogliamo realizzare nel più breve tempo possibile, ma soprattutto vogliamo arrivare ai cittadini, spiegare loro i benefici che possono avere senza dover andare in pronto soccorso, perché avranno dei piccoli pronto soccorso dove potranno andare per esempio per i codici bianchi o per alcuni codici verdi. Questo è assolutamente importante e sarà nostra cura renderle operative nel migliore dei modi. E in tutto questo l'innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale. Proprio così, proprio prima di venire qui all'inaugurazione ne parlavo con la dirigenza per implementare sempre di più gli strumenti tecnologici al servizio della sanità. La telemedicina rappresenta una frontiera che dobbiamo assolutamente percorrere e che deve integrare i servizi sanitari, anche in vista appunto dell'invecchiamento della popolazione. Ne parlavamo prima, la popolazione invecchierà sempre di più, c'è bisogno di garantire anche a domicilio le cure e soprattutto di far sì che la telemedicina aiuti questo percorso anche nel domicilio, la sede privilegiata degli affetti e delle relazioni umane di un essere umano. E quindi questa è la nostra sfida, una sfida di umanizzazione delle cure che partirà già dalla prossima settimana con una task force dedicata. Perché legandomi proprio a quanto appena dichiarato, è fondamentale sì la cura del paziente, ma diventa fondamentale anche la cura
dei familiari, delle persone che stanno attorno al paziente? Beh, questo diciamo che è riconosciuto anche in ambito sanitario, insomma il luogo privilegiato di cura che è il domicilio, degli affetti, delle relazioni umane, deve essere parte integrante di una sanità che deve farsi territoriale. Il fatto di sentire la sanità vicina al territorio non può essere visto solo come un vezzo del cittadino, è sicuramente qualcosa di importante soprattutto per alcune questioni di base. Poi è normale che le specialità vanno ovviamente garantite e quindi vanno strutturate anche delle realtà di questo tipo, ma dobbiamo continuare a pensare che le case di comunità, gli ospedali di comunità, l'integrazione verticale dei servizi sanitari risulteranno utili e soprattutto fondamentali per la presa in carico dei pazienti. Grazie a Vanessa Banzatto e al nostro operatore Alessandro Costa Curta. 30 anni fa il rogo della Fenice, una notte spaventosa, ci vollero 7 anni per ricostruire questo glorioso teatro con materiali e tecniche che richiamavano l'originale. Il nuovo edificio riaprì al pubblico il 14 dicembre del 2003. Quella sera del 29 gennaio del 96 Antenna 3 con le sue telecamere c'era. Vediamo il racconto per immagini di una notte impossibile da dimenticare. Fa impressione, ma soprattutto il sentimento di impotenza, il fatto di non poter fare assolutamente niente. Assessore D'Agostino, la Fenice non c'è più. Insomma, è molto difficile così parlare di una questione come questa. Io credo che sia difficile immaginare una perdita più devastante per la città. La Fenice sta bruciando. Che impressione ti fa? Terrificante, direi. Tu abiti qui vicino? Sì. La tua casa è stata evacuata, no? No, la mia casa no, ma questo è l'albergo di mio papà e quindi siamo un po' spaventati. Com'è possibile una cosa di questo tipo a Venezia? Lo dovremo verificare come è stato possibile. Fragilità di questa città si vede sempre di più. Incendi ce ne sono dappertutto, solo che non sempre l'incendiato è la Fenice.
Come sapete si trattò di un incendio doloso e davanti al teatro Andrea David, vigile del fuoco, ripercorre la notte infernale nel tentativo disperato di salvarla dalle fiamme. Con lui anche l'allora comandante che ricorda la grande angoscia provata e la necessità di salvare dal fuoco le case vicine. Mentre eravamo sopra è crollato il tetto. È venuto giù e là abbiamo sentito proprio un calore che veniva su e ci siamo distesi tutti quanti. Io mi sono girato, ho visto il mio, perché chiaramente anche tra il sudore che c'era e l'acqua stava proprio fumando il calore che si era sviluppato dal crollo del tetto, e chiaramente noi eravamo tutti lì intorno per cercare di confinare l'incendio, ma quello là è stato proprio, là ho sentito proprio il cuore che andava a 1000. Aveva 27 anni e appena 5 di esperienza Andrea, quando in una sera di turno come tante altre al comando di Mestre è stato chiamato per quella che è stata l'uscita forse più impressionante della sua vita lavorativa. Il teatro La Fenice stava bruciando e si doveva intervenire. Erano le 9 di sera quando 2 appartenenti alle forze dell'ordine hanno chiamato in caserma per dire che vedevano del fumo vicino al teatro La Fenice. Sono partite immediatamente 2 squadre dalla sede centrale di Venezia, io sono partito insieme a loro e siamo arrivati alla Fenice, abbiamo aperto il teatro e siamo entrati. Ho visto tutti i colleghi stavano correndo a destra e a sinistra per prendere posizioni, praticamente per attaccare l'incendio. Mi ricordo che c'è stato un tecnico dell'Enel che mi ha detto: guarda che avrei bisogno di un tuo supporto perché i tuoi colleghi stanno lavorando una parte in tensione, e chiaramente mi sono staccato un attimo e ho aiutato questo tecnico a staccare, a sganciare. Poi ho preso la mia scala e sono scappato via per fare l'intervento. Le fiamme altissime e la difficoltà di contenere l'incendio. Venezia era illuminata a giorno dal fuoco e il teatro si vedeva bruciare dal Ponte della Libertà. Abbiamo sentito il rumore del fuoco che sta avanzando lungo la tromba delle scale, abbiamo lasciato il posto perché altrimenti verremo coinvolti dalle fiamme che stavano avanzando. Ci siamo salvati anche perché con l'aiuto dei colleghi del nucleo elicotteri che hanno gettato quintali d'acqua. La speranza di salvare la Fenice era ormai sbiadita, l'obiettivo contenere l'incendio affinché non si propagasse alle case vicine. Bisognava proteggere la città, bisognava proteggere le case vicine, bisognava proteggere i tetti di Venezia, bisognava procurare acqua perché i canali vicino alla Fenice erano chiusi perché li stavano pulendo, bisognava trovare l'acqua, quindi abbiamo posizionato la motonave in servizio al porto, l'abbiamo posizionata in Canal Grande e con delle tubazioni abbiamo portato tanta acqua per affrontare un incendio che necessitava di tanta acqua. Alle volte ripercorrendo le stesse strade e pensando a quello che è stato perso, però sapendo che abbiamo fatto un'opera immensa, perché lavorare in quelle condizioni al buio, con acqua chiaramente che c'era e quindi con poca acqua perché avevamo dei problemi un po' di acqua e quant'altro, e siamo riusciti a contenere l'incendio che non andasse a intaccare le case limitrofe. E la Fenice, fedele al suo nome, risorse. Servizio di Edi Caliman che ha intervistato Maurizio Crovatto, che era stato quella notte il primo giornalista ad arrivare sul posto. Mi ricordo Massimo Cacciari, allora sindaco, totalmente esagitato, fuori di testa, che camminava da qua a lì coi capelli, piangeva, gridava e cercava di dare consigli per salvare il salvabile. Le urla, il panico, le fiamme, il lavoro instancabile dei vigili del fuoco, ma di salvabile non c'era ormai più nulla, e questo è stato chiaro fin da subito. Uno dei primi a raccontarlo, il giornalista Maurizio Crovatto. Per caso ero a Venezia e dall'altana di casa mia ho visto questo bagliore rosso e per caso nella mia vita ho fatto anche il vigile del fuoco, per cui mi sono subito allertato e sono venuto esattamente qua avvisando una troupe e abbiamo fatto subito di notte le dirette. Era veramente un momento di panico totale. E così da lì in campo San Fantin, mentre gli uomini dei vigili del fuoco tentavano in ogni modo di spegnere le fiamme, sono iniziati i racconti con le immagini trasmessi da tutte le televisioni. Un pezzo di Venezia stava bruciando, se ne stava andando, e con lei un pezzo di cultura del nostro paese. È stato un momento di grande ripensamento per la città. Infatti se vediamo i piloni dell'antincendio, c'è stato
stato, come anche ha detto più volte il sindaco Cacciari, un ripensamento sulla prevenzione, sulla cultura, sulla difesa della città. L'incendio alla Fenice è stato importante per capire questo nostro patrimonio deve essere tutelato, ma ci vuole tanta prevenzione. Ne è nato un impianto unico al mondo, formato da circa 60 km di tubazioni con circa 800 bocche da incendio, prima inesistenti, all'interno delle quali si trova acqua in pressione con portate notevoli che consentono oggi alla città di Venezia di affrontare gli incendi con acqua pulita, con getti che arrivano ad altezze tali da raggiungere i palazzi, e costituisce anche una riserva idrica per le attività ad alto rischio. Quel momento è servito perché successivamente ha permesso di fare delle considerazioni su quella che era la sicurezza, e da quel momento si è iniziato a pensare alla sicurezza di un contesto fragile, quello appunto Venezia, che aveva bisogno di interventi all'interno e sulle strutture, ma che aveva anche bisogno di interventi su quella che era la rete idrica che permetteva ai vigili del fuoco e che permette oggi ai vigili del fuoco di spegnere quegli incendi con celerità. 30 anni fa la Fenice e recentemente purtroppo la strage di Crans-Montana, la questura di Treviso ha chiuso proprio per l'effetto dell'impressione che ha suscitato questa vicenda per 15 giorni l'Home, uno dei locali più noti della movida trevigiana in zona Fonderia. Oltre 400 persone sono state trovate nel locale trasformato in discoteca abusiva. Vediamo, sentiamo il servizio. Musica sospesa e clienti fatti defluire all'esterno, così è finita la serata all'Home Rock Bar, luogo simbolo della movida trevigiana in Fonderia, che ora, su provvedimento della questura, dovrà rimanere chiuso per 15 giorni. Troppo gravi le irregolarità emerse in una serie di controlli incrociati, l'ultimo nella notte tra sabato e domenica, quando gli agenti della Polizia di Stato si sono trovati di fronte a una vera e propria discoteca abusiva, una serata ad alto volume con più di 400 persone, tutte accalcate in ogni ordine di posto e di spazio. Un pericoloso sovraffollamento, si legge nella nota della questura, che riferisce di una lunga fila a partire dall'ingresso del locale, un serpentone di circa 60 metri, di fatto un tappo per l'uscita di emergenza. Da qui lo stop alla musica e quella che è diventata ben presto un'evacuazione, con i clienti rimandati a casa. Sullo sfondo i tragici fatti di Crans-Montana e il giro di vita in atto da qualche settimana, anche se qui all'Home, riferisce sempre la questura, il monitoraggio era continuo, provvedimenti erano stati presi anche nel recente passato. Lo stesso sindaco aveva emanato un'ordinanza di cessazione immediata dell'attività di spettacolo, con i vigili del fuoco che avevano avviato una procedura sanzionatoria anche perché il locale era sprovvisto del certificato di prevenzione incendi, decisamente troppo. Abbiamo visto cosa è successo in Svizzera, che stiamo ancora piangendo la morte di 40 ragazzi, quindi è fondamentale il rispetto delle norme, perché è bello divertirsi, però è altrettanto giusto e doveroso farlo in sicurezza. Quindi mi dispiace ovviamente per i gestori, però evidentemente la questura ha riscontrato qualche mancanza nel rispetto delle norme e quindi sono stati rigorosi da questo punto di vista. Rigore che il primo cittadino conferma, imminente un tavolo comunale. Abbiamo in mente di convocare i gestori dei locali proprio per sensibilizzarli e richiamare tutti a comportamenti responsabili. Devo dire che la città di Treviso è caratterizzata da tanti bravi imprenditori che non guardano soltanto il tornaconto economico, ma guardano anche la sicurezza dei propri clienti. Però è altrettanto vero che ogni tanto incontrarsi e richiamare tutti alla responsabilità sia un atto dovuto, soprattutto a tutela di coloro, i più giovani, che vogliono solo divertirsi. Di nuovo in pubblicità, avete sentito il sindaco Mario Conte, presidente dell'ANCI, pubblicità e poi torniamo subito. Il sindaco di Cadoneghe ha negato l'autorizzazione alla realizzazione di un cimitero islamico. Sentiamo i particolari.
Una decisione destinata a far discutere quella presa dal sindaco di Cadoneghe, che ha deciso di non assegnare un camposanto privato alla comunità islamica. Il leghista Marco Schiesaro ha motivato la sua scelta con una lunga nota nella quale spiega che la libertà di culto va sempre tutelata, ma le scelte pubbliche devono anche rispettare le leggi fondamentali e i principi fondanti dello Stato. I fatti risalgono ancora al 2021, quando l'associazione Shabuz Bangla avanza la richiesta al comune di Cadoneghe per la realizzazione di un cimitero islamico in via Augusta, una proposta che prevede un'area dedicata con ingresso autonomo, spazi per la preparazione delle salme secondo il rito islamico, una sala di preghiera e circa 200 sepolture. Un progetto che il sindaco Schiesaro dice di aver valutato senza pregiudizi e con l'attenzione dovuta a un tema che coinvolge l'assetto del territorio e i principi che regolano la vita pubblica. Tra le motivazioni principali del diniego, la mancanza di chiarezza dei soggetti finanziatori dell'opera e le modalità di copertura economica. Servizio di Valentina Visentin, e ieri a San Biagio di Callalta il taglio del nastro per i nuovi studi di Media Nord-Est. Un'informazione reale fatta da persone reali per telespettatori reali che vivono in un territorio reale. Un'informazione reale e non artificiale, quella del gruppo Media Nord-Est, che da oggi può contare su spazi e studi nuovi, un investimento in tecnologia e futuro, ma che continua a parlare alle persone, quelle vere. Il nostro ruolo è raccontare i territori e raccontarli con l'autorevolezza di giornalisti, di strutture tecnologicamente adeguate per farli lavorare al meglio e per garantire ai telespettatori un'informazione di qualità, un'informazione che assolutamente rispecchi la realtà dei fatti e contribuisca al dibattito democratico, anzi sia il fondamento del dibattito democratico del nostro territorio. A San Biagio di Callalta il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e del patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, che ha richiamato all'essenza dell'informazione l'anima del vero servizio pubblico. Una realtà legata al territorio che però non è piccola, sa guardare un perimetro ampio, possa essere veramente un osservatorio privilegiato per non perdersi nei discorsi inutili di condominio, usiamo questa espressione, e nello stesso tempo anche per tenere insieme una comunità. Comunità che il gruppo Media Nord-Est racconta in tutte le sue evoluzioni sociali, economiche, culturali. C'è bisogno di avere un'informazione adeguata e soprattutto capillare. Solo così, veicolando un'informazione adeguata, umana e capillare, si possono ottenere dei risultati tenendo conto della consapevolezza che i cittadini possono acquisire grazie a quella determinata informazione. Proprio il territorio riconosce nelle emittenti del gruppo Media Nord-Est un interlocutore autorevole e affidabile, così il sindaco di San Biagio di Callalta. Questo aspetto di profonda umanità che si respira all'interno proprio di questi studi è quello che poi noi come telespettatori, ma anche come interlocutori e relatori, possiamo trasferire alle nostre comunità. Quindi grazie di cuore per quello che state facendo e l'auspicio è di continuare sempre così e sempre meglio. Quando la forma è sostanza, con il primo gruppo televisivo locale d'Italia che vuole guardare avanti e farlo sempre a testa alta. Credo sia una ciliegia sulla torta, no? Perché questo studio straordinario che non ha nulla da invidiare agli studi di grandi reti nazionali è la prova, la dimostrazione della crescita di Media Nord-Est dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della professionalità e anche dell'immagine. Come dice sempre il nostro editore Filippo Iannacopoulos, noi siamo sempre dalla parte dei cittadini e soprattutto diamo voce a tutti. Qua non ci sono amici degli amici o dei parterre schierati, ci sono le persone, ci sono i politici dell'una e dell'altra parte. Che sia un luogo di serenità, di rispetto reciproco, soprattutto di chi magari ha meno voce in capitolo. Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, dice.
Gli ospiti di questa sera a Focus: Giampaolo Manca, Giovanni Battista Mestriner, Giorgia Migliore, Paolo Pizzolatto, Francesco Pontelli, Luigi Susin e Cristian Zara. Se volete saperne di più di Focus potete venire alla presentazione del mio libro, proprio dedicato non solo al programma ma alla crescita impetuosa di Media Nord-Est in questi ultimi anni, alle librerie Coop di Mestre in Piazza Ferreto 66. Ci sarò io con Maria Laura Faccini che mi intervisterà, e quindi tutti i dettagli, i retroscena, i segreti di un talk, come abbiamo scritto sul libro, di successo. È tutto per oggi, grazie a Tony Esposito e a Edoardo Paris. Ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata.